Prima uscita e prima partita amichevole per la Castrum Favara a meno di una settimana dall'inizio della preparazione e in vista dell'imminente campionato nazionale Serie D, dove sarà impegnata in un girone con ben 12 squadre siciliane e dove è presente anche la blasonata Reggina dai trascorsi in Serie A. La squadra di mister Pietro Infantino allo stadio Broccoleri di Favara ha preso confidenza con il terreno di gioco, affrontando un ottimo Camarat, squadra di promozione allenata dal favarese Francesco Fanara, che non nasconde mire di vincere il campionato. Un sabato pomeriggio caldo e umido che ha messo a dura prova i giocatori che si sono impegnati al massimo, anche se la partita è stata annunciata come un allenamento congiunto. Numeroso anche il pubblico presente in tribuna che ha voluto conoscere i giocatori, molti dei quali per la prima volta a Favara, chiamati a dar vita ad una società, anch'essa nuova, la Castrum Favara, che comunque è la continuazione della Pro Favara, che ha acquisito il titolo di Serie D dal Canicattì. La gara ha dato le prime indicazioni ai due tecnici Infantino e Fanara per poter preparare i primi schemi, verificare le prime trame di gioco e naturalmente disporre gli uomini in campo. Per la cronaca, l'incontro è terminato 3-2 per la Castrum Favara, con le reti di Camilleri La Piana e Avanzato per i favaresi e Marchica e Vaccaro per il Camarat. Ma sentiamo le interviste. Per quello che stiamo chiedendo del lavoro dei ragazzi quotidianamente, insomma, siamo soddisfatti della risposta che hanno avuto per quello che abbiamo proposto e hanno fatto alla ricerca del lavoro di questi 4-5 giorni. Io ho detto, se noi facciamo almeno il 10% di quello che abbiamo fatto in questi 4-5 giorni saremo felicissimi. I ragazzi si sono impegnati sicuramente. Non dimentichiamo, stamattina abbiamo fatto 8 km con un caldo importante, abbiamo dato spazio a tutti e siamo soddisfatti, abbiamo una lettura più chiara di quello che manca, di quello che dobbiamo fare per completare questa rosa, per disputare un campionato difficilissimo dopo, come avete visto, il calendario le squadre che faranno parte di questo girone. Mister Infantino ha già in mente quella che dovrebbe essere la disposizione in campo? No, la disposizione in campo è quello che avete visto oggi. Sicuramente giocheremo con 3 attaccanti, con 3 centrali. Al di là di questo c'è competizione, il compagno spinge l'altro e questo per me è importante perché aumenta la concentrazione, aumenta sempre la competizione, aumenta sicuramente la qualità del gioco. In tribuna si diceva che forse c'è bisogno di una maggiore presenza in avanti. Ma lo sappiamo, stiamo cercando di trovare l'uomo giusto che fa il nostro caso. Non è una condizione, non è una situazione economica, ma deve essere funzionale a quello che noi cerchiamo. Dalla motivazione, dal sposare il progetto, dall'aspetto tattico e tecnico, che deve avere certe caratteristiche per completare e per essere complementare al nostro gioco e ai compagni che sono in attacco. Le impressioni sono positive, il gruppo è positivo, lo staff è positivo, siamo tutti indirizzati verso un unico obiettivo, a fare bene, a onorare la maglia, onorare la città di Favara. È stata una settimana dura di lavoro, è stata la prima amichevole che comunque avevamo le gambe pesanti, ma abbiamo dato tutti quanti il nostro contributo, abbiamo fatto il nostro dovere, abbiamo fatto quello che ci chiedeva il mister e abbiamo cercato di farlo al meglio. E abbiamo visto dalla tribuna, insomma, che certo era un'amichevole, era una sgambettata, però l'impegno c'è stato ed è stato anche massimo. Certo, l'impegno non deve mai mancare, come ho detto prima, noi vogliamo onorare la maglia, vogliamo fare bene sia a livello personale che a livello collettivo e ci impegneremo sempre al 100% perché la cosa che non mancherà mai sarà l'impegno e l'atteggiamento alla partita. Il campionato di Serie D è importante, è impegnativo, la Castrum Favara è una matricola, avete già iniziato un percorso? Certo, sappiamo che quest'anno è un girone molto complicato, un girone difficile, però noi lavoriamo su noi stessi, lavoriamo sulle nostre possibilità, lavoriamo per superare i nostri limiti, lavoriamo con lo staff, cerchiamo di lavorare ogni giorno, cerchiamo di fare sempre meglio.
senza guardare le altre. Poi ovviamente sappiamo che ci sono squadre blasonate che comunque alzano il livello del girone, ma noi le affronteremo sempre a viso aperto, le affronteremo con la consapevolezza di essere noi quelli che devono fare la partita. Un'ottima impressione, i ragazzi già si vedono che sono ragazzi giovani, una bella squadra giovane, ma una bella impressione, sono le prime partite, comunque abbiamo avuto una bella impressione, speriamo bene. Certo, forse è un po' presto per valutare una squadra, siamo proprio ai primi allenamenti, alle prime uscite, ma ci è sembrato un buon Camarat. Sì, un buon Camarat. Devo dire che dopo 5 giorni di lavoro già ho visto una buona condizione atletica da parte dei miei ragazzi. Dobbiamo mettere in conto che giocavamo contro una squadra di 2 categorie superiori, però sono abbastanza soddisfatto. Che Camarat sarà in questo suo cammino in promozione? No, un Camarat protagonista perché abbiamo allestito una grande squadra e non ci nascondiamo, cercheremo di fare un campionato di vertice. Che indicazioni ha avuto da questa sgambettata? No, le indicazioni sono positive, sappiamo dove ci può mancare qualcosina, però siamo tranquilli, il mercato è aperto, siamo abbastanza completi, devo dire. Vito Lupo ritorna al Broccoleri, questa volta da avversario. Ma non saremo mai avversari, si dice che quando uno è ex è sempre così, per me però lo vale veramente perché a Favara ho lasciato qualcosa, mi sono fatta male, ho amato la gente di Favara, quindi è sempre bello tornare, tornerò a vedervi e a tifare per voi. Nonostante sia iniziata da poco tempo la preparazione, abbiamo visto in realtà 2 belle squadre. Che Camarat sarà? No, sicuramente si è costruito un Camarat per fare il protagonista in promozione, infatti abbiamo dato testa a una squadra che farà la Serie D, una squadra ovviamente ancora in costruzione, però una squadra di Serie D. I ritmi sono stati abbastanza alti, noi stiamo provando a lavorare da squadra, non dico da squadra Serie D ma quasi, nel senso lavoriamo in un certo modo per farci trovare pronti a un campionato che ci dovrà vedere per forza protagonista.